20 giorni con la pausa natalizia, quindi si andrà a metà gennaio. È il tempo a disposizione dei legali degli indagati nella strage del bus di Mestre per formulare ogni valutazione del caso. Con la chiusura delle indagini sono 7 in totale gli indagati, con l'entrata dei dirigenti dei lavori pubblici del comune e anche del passato. Richiesta di archiviazione invece per Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della Linea, la compagnia proprietaria del bus. Secondo la procura, infatti, non avrebbe potuto far nulla per evitare il concatenarsi di eventi che ha portato alla strage di quel 3 ottobre, in cui persero la vita 22 persone, tra cui l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Ai già indagati Simone Agrondi, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro si aggiungono il padovano Guido Stagno Andriolo e i veneziani Diego Costantini, Franco Fiorin e Fabio Pascon. Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente Dem della Commissione Trasporti in Consiglio regionale. Che ci auguriamo che si vada avanti, che si individuino le responsabilità, lasciando fuori la demagogia, e che si faccia chiarezza di una tragedia così grande e immane che non può essere derubricata o lasciata nel tempo nella scatola del dimenticatorio. Quindi si faccia chiarezza, non diciamo nulla quando ci sono le indagini e quando c'è della gente indagata, perché insomma siamo garantisti, però ci auguriamo che ci sia in modo chiaro e fermo un'attenzione per giungere alla verità, perché è un capitolo davvero buio della nostra storia veneziana. Se l'avvocato di Fiorese al momento non commenta, i legali dei primi indagati hanno invece diffuso una nota congiunta in cui si legge: le difese, in attesa di esaminare gli atti del fascicolo dei pubblici ministeri, non nascondono la propria meraviglia. La Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti del Comune di Venezia, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Poi c'è la questione dello sterzo, su cui tra l'altro ci fu chi testimoniò ai nostri microfoni che molti mezzi della linea avessero anomalie in tal senso. Stupisce, scrivono infatti i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata tra le cause del sinistro. Per certo il bus non è sbandato per cause naturali e non è normale che per oltre 3 secondi e mezzo dal primo urto contro il guardrail, al quale ne sono seguiti altri, non ci siano frenate. Confidiamo, continuano ancora i legali, che le ragioni di tali scelte possano trovare una spiegazione negli atti. Lo si deve agli indagati, alle vittime e alle loro famiglie, e le difese si batteranno perché l'evento sia riconosciuto nella sua compiutezza. Le accuse per gli indagati sono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose, stradali e crollo colposo.